Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano, la cronaca in apertura. Nella notte i ladri hanno fatto saltare il postamat di Zoppola. Il bottino si aggirerebbe attorno ai 40.000 euro. L'ufficio postale, semidistrutto, potrebbe restare chiuso per alcune settimane. Alcuni rumori, poi il botto e infine la sgommata. Si sono svegliati così, nel mezzo della notte, i residenti che abitano sopra l'ufficio postale di Zoppola, in via Camillo Pancera. Lì, poco dopo le 4:30, i malviventi hanno fatto saltare l'ATM Postamat che si trova sotto il portico, a fianco dell'ingresso dell'ufficio. I vicini hanno immediatamente, prima ancora che scattasse l'allarme, allertato i carabinieri della compagnia di Pordenone, che sono giunti subito dopo, ma dei ladri non c'era già alcuna traccia. Ingente il bottino, che potrebbe aggirarsi attorno ai 40.000 euro, che si trovavano nella cassetta del Postamat, ma il conto non è stato ancora precisamente quantificato, come non sono ancora stati quantificati i danni allo stabile, che a prima vista potrebbero superare addirittura il valore dei soldi sottratti. Si temono infatti danni strutturali all'ufficio, tanto che l'attività degli sportelli potrebbe essere sospesa per alcune settimane. A indagare sull'episodio sono appunto i militari dell'Arma, che hanno rilevato le tracce lasciate dai pneumatici. Difficile che un aiuto venga dalle telecamere, in quanto i rapinatori avevano messo fuori uso il sistema di videosorveglianza prima di far saltare il Postamat con l'esplosivo. Per quanto riguarda il servizio postale, almeno fino a quando i danni non saranno riparati, i cittadini di Zoppola dovranno rivolgersi all'ufficio dei Castions. Cambiamo argomento e passiamo al consueto report sul fronte coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 197 nuovi contagi su 5.466 tamponi molecolari effettuati, con una percentuale di positività del 3,6%, in leggero aumento rispetto al 3,33% di ieri. Sono inoltre 2.419 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 65 casi, pari al 2,68%. I decessi registrati sono 11, 3 dei quali si sono verificati nel Friuli occidentale. Scendono di un'unità i ricoveri nelle terapie intensive, che raggiungono quota 58, così come si riducono quelli in altri reparti, che passano da 384 a 361, dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E dopo l'avvio di ieri della vaccinazione per le forze dell'ordine in questura a Pordenone, il sindacato FSP Polizia di Stato plaude alla tempestività della somministrazione, ma allo stesso tempo chiede anche che i colleghi over 55 vengano protetti al più presto. Gli uomini in divisa con più di 55 anni attendono di sapere quando toccherà anche a loro il vaccino anti-Covid. Dopo l'avvio delle somministrazioni delle dosi AstraZeneca alle forze dell'ordine, a partire dalla questura di Pordenone, i sindacati attendono chiarimenti per chi è in servizio e i 55 anni li ha superati. Abbiamo scritto al capo della polizia, al prefetto Gabrielli, e abbiamo scritto al Dipartimento perché si deve ricordare che grazie al problema delle assunzioni, che sono sempre mancate da qua a 15 anni, abbiamo il livello dell'asticella per anzianità della polizia oltre i 49 anni di età, soprattutto in regione. E ricordo che tra Pordenone e Udine ci sono parecchi colleghi che questo vaccino non lo hanno potuto fare, non lo possono fare. Adesso quindi dobbiamo dare veramente una mossa per avere la totalità dei poliziotti, dei colleghi, ma guardi, io quando parlo dei colleghi parlo anche del comparto sicurezza, parto dai colleghi dell'Arma dei Carabinieri, parlo della Polizia Municipale, parlo di soprattutto chi fa attività in strada. Soddisfazione invece sul fronte delle prime iniezioni, che in pochi giorni garantiranno una copertura dell'80% del personale. Io direi un grande traguardo, perché siamo la questura prima in Italia. Noi abbiamo avuto la tenacia del signor Questore, il dottor Marco Dorisio, per iniziare questa vaccinazione. Ancora in tema di sanità, è fondamentale per le donne anche in tempi Covid aderire agli screening mammografici per prevenire i tumori al seno, oltre 1.400 in più in regione nell'ultimo anno. Questo uno dei messaggi emersi dal Focus sul carcinoma mammario, appuntamento virtuale organizzato dal Cro di Aviano. L'assistenza alle pazienti con carcinoma mammario in Friuli Venezia Giulia è stata garantita negli ultimi 12 mesi nonostante la pandemia da Covid-19, senza significative interruzioni sia in ambito diagnostico che terapeutico per le oltre 16.000 donne che in regione vivono con una diagnosi di cancro al seno, e quanto emerso oggi durante la giornata di apertura del convegno nazionale Focus sul carcinoma mammario. L'evento è diventato un appuntamento fisso, riunendo in terra friulana i maggiori esperti nazionali e internazionali sulla malattia. L'edizione 2021 si svolge interamente
interamente in modalità virtuale e vede una platea di oltre 500 partecipanti da tutta la penisola. Attualmente in Italia il carcinoma mammario risulta essere la patologia oncologica più frequente e solo in Friuli Venezia Giulia si sono contati oltre 1400 nuovi casi. Sono dati in costante aumento, spiega il professor Fabio Puglisi, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica del CRO e responsabile scientifico del convegno, con evidenti implicazioni per l'intero sistema sanitario nazionale che quest'anno ha dovuto confrontarsi con le molte emergenze indotte dalla diffusione del coronavirus. Questo approccio è stato accolto dalla Regione, va avanti Puglisi, e fin dallo scorso marzo i centri oncologici sono stati preservati e gestiti come strutture Covid-free. La preoccupazione per il futuro, però, come spiegato dal dottor Samuele Massarut, direttore dell'oncologia chirurgica senologica del CRO, è legata al calo dell'adesione ai programmi di screening. Rischiamo, dice il medico, nei prossimi mesi di dover operare donne con tumori mammari in stadio più avanzato. Auspichiamo quindi di rafforzare le attività della rete oncologica regionale per poter affrontare al meglio le sfide che ci attendono, conclude. Al focus sul carcinoma mammario, per 2 giorni gli specialisti faranno il quadro anche sulle ultime novità messe a punto dalla ricerca scientifica. Voltiamo pagina, sono 56 i comuni friulani premiati come rifiuti free da Legambiente durante l'edizione 2021 dell'Ecoforum, tra i più virtuosi Cordovado, Caneva, Campoformido, Cordenonse e San Vito di Fagagna. Il migliore dei capoluoghi di provincia è Pordenone. Bene Pordenone, Udine Gorizia, così così e malissimo Trieste. È questo il bilancio dei capoluoghi regionali nel concorso Comuni Ricicloni 2020 presentato durante l'Ecoforum di Legambiente di quest'anno. La città del Noncello fa registrare solamente 68,3 kg di secco residuo pro capite, ben 12,8 in meno rispetto all'anno precedente, risultando uno dei soli 3 capoluoghi di provincia in tutta Italia rifiuti free. Ogni cittadino di Udine, al contrario, conferisce 200 kg di secco residuo, quasi 3 volte più di Pordenone. Il capoluogo del Friuli, però, con l'introduzione del porta a porta, ha superato il 65% di raccolta differenziata in città, quota limite per entrare nel novero dei comuni ricicloni, che però richiede anche di produrre solamente 75 kg di secco residuo. Anche Gorizia raggiunge la percentuale di raccolta differenziata, ma i chili di rifiuto secco residuo pro capite sono 162,5. Maglia nera a Trieste con 265 kg di secco residuo e solamente il 44% di raccolta differenziata. Il miglior comune in regione è San Vito di Fagagna con 35,6 kg di secco residuo pro capite, in ulteriore diminuzione rispetto al 2019. Sul podio anche l'Estizza 38,6 e Campoformido 43,8. Al quarto posto il primo comune del Pordenonese, Caneva, con 44,9. Nel Friuli occidentale bene anche Cordovado con 46,5 e Cordenons, primo comune regionale tra gli over 15.000 abitanti, con 43,8. Il miglior comune per raccolta differenziata è invece Prata di Pordenone, che supera quota 90%, mentre il peggiore è Drenchia con appena il 30%, meno di Prepotto, Savogna e Torreano, tutti sotto quota 40%. L'INPS vuole il rimborso dei contributi da 600 euro per le partite IVA elargiti a politici e amministratori. Tra questi anche i sindaci e gli assessori dei piccoli comuni, un'ingiustizia, secondo il sindaco di Valvasone, Marcus. Ma ormai sentiamo. Fare il sindaco o l'assessore oggi come oggi pare sempre più sconveniente e non è un bel segnale. L'INPS si sta adoperando per chiedere la restituzione ai percettori del bonus da 600 euro che era stato erogato alle partite IVA bloccate nelle loro attività in occasione del lockdown. I destinatari di questa richiesta sono sindaci e amministratori. Ecco, allora qualche dubbio ti sorge, anche perché se può essere legittima la richiesta nei confronti di deputati, senatori, consiglieri regionali o sindaci di grandi città che hanno un'indennità di tutto rispetto, ti viene da chiedere, ma al sindaco di un comune di montagna che magari ha 300-400 anime da seguire e che percepisce 400 euro al mese, è legittimo che perché è partita IVA e perché sindaco debba restituire queste risorse? Onestamente penso proprio di no. E allora non stupiamoci poi che non ci sono molte persone che si candidano, perché vuoi che ci sia il rischio di essere responsabili per quello che accade sul territorio come
nelle circostanze della sindaca Appendino, vuoi perché nel tuo status di sindaco sei costretto a restituire delle risorse perché sei un grande signore. Ecco, è chiaro che la gente si allontana dalle istituzioni e questo non è un bene per la nostra democrazia. Ed è stata presentata in Regione una petizione con 400 firme per rivedere la riqualificazione della viabilità sulla strada da Fiume Veneto ad Azzano Decimo. Riconsiderare il progetto di riqualificazione della viabilità lungo l'asse dell'ex strada provinciale 14 che collega Fiume Veneto ad Azzano Decimo. Lo hanno chiesto al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin i primi firmatari di una petizione, Daniele Morassut e Francesco Fantastico, portavoce di quasi 400 cittadini residenti in zona. I due sono stati accompagnati dal consigliere regionale Tiziano Centis. Stanno per partire i lavori di rifacimento di un asse viario molto importante dal comune di Fiume Veneto in direzione del comune di Azzano Decimo. Ebbene, noi chiediamo di tener conto di alcune esigenze che sono la sicurezza dei cittadini vista l'alta velocità, l'impedimento del traffico pesante che insiste su quella tratta stradale e la salute delle persone, perché oggi come oggi ci sono forti problemi sia di inquinamento acustico che di polveri sottili e naturalmente della stessa sicurezza visto l'intenso traffico che passa in quella tratta stradale. Ecco, questa è l'occasione non solo di mettere a posto, secondo noi, quella strada, ma di renderla sicura e fruibile ai cittadini per i prossimi anni. Ad ascoltare le istanze anche Mara Piccin, in veste di Presidente della Commissione Consiliare competente per materia. La quarta, da parte sua, è arrivata la promessa di prestare attenzione alle istanze dei cittadini. Chiudiamo con la musica. Tra il Festival di Sanremo e Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ci si mette il Covid. Il cantante pordenonese è in gara con il gruppo romagnolo Extraliscio, di cui uno dei componenti, Moreno Conficconi, detto il Biondo, è risultato positivo prima di entrare al teatro Ariston per le prove. Tutta la band, composta anche da Mirko Mariani e Mauro Ferrara, ai quali si aggiunge appunto Toffolo, è ora in quarantena in attesa del tampone molecolare. Avviato anche il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti. Il tutto a meno di 2 settimane dal via della manifestazione. Ed era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Economai FVG. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone è per domani, sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.